20:10, buonasera, ben ritrovati in diretta come sempre, lunedì, quindi giornata speciale dedicata all'attualità, fra un'ora c'è anche Ring, poi vi ricorderemo gli ospiti, ma questa sera torno a trovarci, lo ringraziamo anche perché è un momento particolarmente importante sul fronte dell'economia e delle sfide che ha il territorio che gestisce il presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Vincenzo Marinese. Buonasera, ben trovato. Buonasera a voi. Io mi sento a casa. Ah sì? Sì. Qui siamo a Treviso però. Ma io a Treviso è casa, io vivo in una grande area metropolitana, Treviso è casa mia, e questo studio che mi ha battezzato mi ha portato anche fortuna, perciò questo è un luogo che porta assolutamente fortuna. Questo l'abbiamo sempre detto, attenzione che noi portiamo bene, quindi insomma è interessante in chiave, diciamo, Confindustria, imprenditori e tessuto del nostro territorio. Tra l'altro vorrei chiedere, insomma, la scaramanzia fa un po' parte di noi, no? Sì, no, vabbè, certo, guardi, quello sicuro. Infatti la cravatta è giusta, qua il colore abbiamo rischiato, ma va bene. Mi manca un tono di verde per essere adesso deve essere giallo-rossa, vabbè, scherzo. Senta, a proposito, il dato di oggi è ufficiale, anche se si era detto, si è ripetuto più volte in queste settimane come non fosse un non problema quello dell'IVA. Arrivo dopo anche ai temi della zona economica speciale, perché c'è una dichiarazione importante del sottosegretario Baretta, delle aggregazioni di impresa, che è un progetto che lei ha presentato in queste ore, ma quest'IVA non aumenta, quindi della manovra che dovrà essere 30, forse qualcosina in più, insomma 30 miliardi, il governo ha detto che quei 23 li abbiamo trovati, l'ufficialità oggi, e Boccia ha detto meno male, ci hanno battuto in competitività, perché l'appello che volevo fare questa mattina, ha detto il Presidente nazionale, è proprio scongiurate questa. Cosa significa? Cosa si aspetta da questa manovra? Ma mi aspetto momenti coraggiosi, perché i 23 miliardi di IVA che non aumentano non significa che sono stati aboliti. Noi abbiamo ulteriormente stanziato 23 miliardi su una finanziaria di 30 miliardi, perciò pensate alle risorse che stiamo vincolando per non aumentare l'IVA, giustamente perché significa un freno dei consumi, però di fatto è per quest'anno, poi il prossimo anno si riproporrà il problema come si è posto sempre negli anni precedenti. Pertanto è una cristallizzazione, fondi trovati, ora bisogna invertire inevitabilmente il trend, perché se non cresciamo tra un anno avremo il problema di 23 miliardi più altre misure che impatteranno direttamente sulla nostra vita, sulle nostre tasche, sulle nostre tasse, e non possiamo permetterci il lusso in una fase di non crescita di aumentare l'IVA e di fermare il consumo. Significherebbe correre il rischio veramente di non poter prelevare i nostri soldi dal bancomat. Sappiamo già il costo del denaro, per esempio, che cosa è in negativo in questo momento, no? Quindi, allora, le dico alcune cose. Dico, tra le altre cose, sì. Viviamo un momento d'oro che di fatto ci fa capire la delicatezza che chi ha i soldi in conto corrente prende meno soldi di quelli che effettivamente ha versato. Allora, le leggo una delle cose più eclatanti, no? Che sarebbe lo studio, quindi diciamo scongiurato un aumento dell'IVA, e questo è un dato, perché si diceva anche potessero aumentare alcuni prodotti, no? Alcune cose, e invece così sembra in toto. Il governo intende spingere sui pagamenti tracciati, sì. Carte, quindi diciamo bancomat eccetera. Chi pagherà con questi strumenti avrà restituita una parte della spesa, si pensa un 3% a fine mese. Resta però, diciamo, il limite del contante di spesa sotto i 2.999 euro. Quella è una delle cose che pensavano si potesse cambiare, invece no. Allora, cosa vuol dire questo, e se secondo lei è la strada giusta? Guardi, allora, questa io devo dire, lo dico un po' con orgoglio, questa era una mia idea, cercare di spingere quanto è possibile il pagamento attraverso la formula elettronica, perché crea alcuni vantaggi. La tracciabilità dei pagamenti sino a un certo punto, perché tutti i nostri conti correnti sono controllati, cioè inutile, oggi noi abbiamo un grande fratello che controlla tutti i nostri conti correnti e si sanno tutti i movimenti, perciò quando uno preleva 1.000 euro automaticamente l'agenzia delle entrate sa che abbiamo prelevato 1.000 euro. Questo di fatto è quello che avviene nella nostra quotidianità. Il pagamento tramite la carta di credito dà determinati vantaggi. Il primo, il meno contante. E questo è un vantaggio, io non lo leggo, meno contante in tasca, meno contante in tasca e meno circolazione di contanti. Io non lo leggo all'evasione,
però alla fine ti crea anche un problema di sicurezza. Cioè, se noi utilizziamo, tra l'altro un metodo che negli Stati Uniti per esempio è quotidiano, negli Stati Uniti si paga o tramite assegni o tramite carte di credito. Anche il caffè, per dire, no? Sì, è diventato anche il caffè o la spesa si va a fare con l'assegno, perciò è diventata una consuetudine. Io ritengo che sia giusto per incentivare il pagamento alla forma elettronica, non sono convinto che non si eliminerà la vera evasione, perché la vera evasione si annida dove c'è la criminalità organizzata, si annida dove c'è spaccio di stupefacenti, droga, lavoro in nero. Noi dobbiamo andare a colpire il sommerso, ma il sommerso totale è quello che ci distrugge. Dopodiché ovviamente la carta di credito ti dà un vantaggio dal punto di vista anche della tracciabilità dei pagamenti e secondo me anche un vantaggio grande, importante per quanto riguarda la sicurezza, perché un negozio che incassa 2.000 euro in contanti o un 2.000 euro con la carta di credito è meno vulnerabile è quello che incassa con la carta di credito dal punto di vista delle rischia di avere, di diciamo, ogni giorno solo il fondo cassa o poco di più, no? In modo che non, certo, sia meno attrattivo anche per però è un criminali. primo passo e secondo me si sbaglia a dire di no. Va bene, va fatto, va incentivato ancora di più, come avviene nei paesi normali, no? Che uno con la carta di credito oggi veramente entra a un bar e compra un pacchetto di sigarette piuttosto che un caffè, piuttosto che una spremuta d'arancio. Anzi, Senta, le sigarette buttatele perché aumenteranno accise e tutto, perciò fanno male alla salute, fanno male a noi, fanno male allo Stato perché spendiamo e fanno male alle nostre tasche. La reclame positiva. Senta, una delle cose che lei disse qua, tra l'altro, un po' anche quella colpiva, io da imprenditore vorrei pagare molto di più i miei dipendenti, quindi pagare io meno tasse per lasciare qualcosina in mano in tasca, diciamo, al mio dipendente. L'idea sembrerebbe questa, 1.500 euro all'anno inizialmente per i redditi da lavoro dipendente fino a 26.000 euro, il costo poi per portarlo, diciamo, a misure un po' più larghe sarebbe di 5 miliardi, cioè per chi ha un reddito fino a 26.000 potrebbero esserci 1.500 euro in più con questo taglio del cuneo fiscale che il governo prevede. Guardi, salta però la flat tax, cioè diciamo si fa questo, non si fa il resto. Lei sa benissimo che io sono sempre contrario alla flat tax, nel senso ampio e nel senso allargato per le imprese. Sono convinto che oggi noi abbiamo un problema enorme della salvaguardia del nostro personale, di un problema di manodopera, di gap di manodopera che abbiamo. Le nostre aziende fanno fatica a trovare manodopera e facciamo fatica a mantenerci la nostra manodopera specializzata. E questo deve trovare una serie di misure, la formazione ne è una, la fidelizzazione ne è un'altra, gli aspetti economici sono altrettanto importanti perché di economia viviamo e le bollette le paghiamo non con l'aria ma con i soldi, e perciò ho sempre detto che se una politica fiscale doveva andare a vantaggio di qualcuno doveva andare a vantaggio dei nostri collaboratori, perché una persona che prende 1.300 euro netti al mese non può costare 35.000 euro all'anno e lui vederne soltanto 1.300. Ho anche detto che bisognerebbe abbinare a questa politica fiscale virtuosa nei confronti dei nostri collaboratori anche un'altra politica, quella di azzerare i premi INAIL per le aziende e dare il premio INAIL tutto alle persone, perché oggi le aziende pagano il premio INAIL, abbiamo spiegato che di fatto è una tassa sulla tassa, l'INAIL è molto ricca, guadagna un sacco di soldi perché le aziende pagano un'assicurazione e poi alla fine le stesse aziende pagano un'altra assicurazione per evitare la rivalsa dell'INAIL. Quella quota parte INAIL di contributi potrebbe andare anch'essa a favore dei nostri collaboratori. Lì creiamo sviluppo, creiamo crescita e perciò arginiamo l'aumento dell'IVA cercando di non fare crollare i consumi e dall'altra parte mettiamo in tasca molti più soldi alle famiglie per cercare di aumentare i consumi. Però mi colpisce e la crescita va accompagnata dall'austerità. Voglio arrivare al decreto dignità, no? Perché sì, qui insomma, abbiamo visto i numeri, l'ha ricordato più volte anche l'assessore Donazzan, alla fine ha funzionato. Per che cosa ha funzionato? Il decreto dignità. Sì, perché, per chi? Beh, insomma, ha creato più stabilizzazioni anche qui. No? Ma guardi, i dati sono essenziali. Allora, a me interessa soltanto un dato, il livello di occupazione.
perché il livello di occupazione ti dà il senso di quanto il mercato si stia muovendo. Il miglior dato negli ultimi 30 anni, si ricordano? No, per la stabilizzazione, ma la stabilizzazione è una cosa diversa. La stabilizzazione significa che dei contratti a tempo determinato li trasforma a contratto a tempo indeterminato. Lì non ha inciso il decreto dignità. Non ha inciso il decreto indignità, ha inciso un altro elemento, che le aziende non hanno assunto. Noi nel luglio del 2019 abbiamo toccato il picco massimo di disoccupazione e perciò alla fine le aziende hanno consolidato i rapporti che avevano con i propri collaboratori, stabilizzandoli, ma non hanno proceduto ad assumere, tant'è vero che la disoccupazione è aumentata. Perciò io capisco... Sì, ho capito, allora quello che era già in azienda lo stabilizzo, certo. Però non prendo qualcun altro, ma che quindi non è un sintomo di crescita, questo intende dire? Ma guardi che questo aspetto qui, siccome la matematica non è un'opinione, perché ritengo che per tutti 2 più 2 faccia 4, se da una parte l'occupazione non sale ed aumenta la disoccupazione, vuol dire che c'è un problema di mercato, e se aumenta invece dall'altra parte la stabilizzazione del personale è perché le aziende tendono a consolidare. Questo fa scopa con un dato che noi non cresciamo. Quanto è la crescita del nostro paese? 0. Ah, vabbè, certo. Allora, se è 0, inevitabilmente c'è un tatticismo delle aziende che ti porta a consolidare il rapporto che hai tu con le tue persone, ma non investi, e quando cresci 0 non fai investimenti, non assumi e non fai delle cose che portano a un aumento del PIL. Senta, poi voglio arrivare appunto anche all'autonomia. E perciò quel PIL che diciamo, scusi un secondo solo così chiudo, quel PIL serve a contribuire a aumentare il deficit e a poter fare politiche fiscali e politiche finanziarie di un certo tipo, perché oggi noi stiamo trattando per una manovra al 2,2. Al 2,2, prima era al 2,4, al 2,2 con PIL 0. Noi abbiamo fatto prima una manovra al 2,04. Doveva essere 2,4 invece di abbiamo fatto una manovra al 2,04 prevedendo una crescita dell'1,2. Questi erano i dati del governo precedente. Adesso facciamo una manovra a 2,2 con crescita 0. Voto per pieno, ci stiamo rimettendo noi italiani 10 miliardi di euro. Ma lei dice che produrrà poco, perché poi di fatto se 23 sono per la cristallizzazione dell'IVA e 7 di fatto è l'investimento, mettiamolo così, a meno che non si scomputino le famose spese per le infrastrutture, che è l'obiettivo che si deve ottenere da Bruxelles. Cioè lì non contano, non fanno deficit. Bisogna prendere delle decisioni coraggiose e puntare sulla crescita. Quello che dice lei è fondamentale, lanciare le infrastrutture e non metterle al deficit in modo tale che così vengano viste con investimenti, rilanciare i consumi e mettere alle persone mettere in tasca alle persone la possibilità di spendere e di essere più sereni, dando loro una prospettiva, perché se no facciamo il doppio errore, che diamo soldi ma diventiamo sempre più risparmiatori, e con i risparmi in questo momento non si cresce. Senta, dicevo prima l'autonomia, prima di arrivare all'autonomia, un'altra cosa che mi ha colpito, perché l'ha detto anche lei, cioè in questo momento i nostri collaboratori, che siano formati, che siano tecnici, che siano specializzati eccetera eccetera, noi non li troviamo, addirittura rischiamo di perdere. È una cosa che mi ha colpito, perché nei giorni scorsi abbiamo sentito anche Businaro della Novation Tech, che ha centinaia di dipendenti, eppure dice faccio fatica a trovarli, anche tra i giovani di oggi, perché o non vogliono fare determinati turni o sono costretto poi a prenderli dall'estero, quindi qualcuno che arriva qua e poi magari mi costa anche di più perché gli devo l'appartamento e tutto il resto. Ma com'è possibile? È possibile che noi stiamo pagando un gap che ci trasciniamo da anni, che è il gap tra il passaggio scuola-lavoro, tra università e lavoro, tra l'assenza, io direi, grave degli istituti tecnici superiori. Se in Germania abbiamo 800.000 studenti l'anno che escono dagli istituti tecnici superiori e in Italia ne abbiamo 8.000, le competenze non è che si coltivano come facciamo con le patate in mezzo a un campo, e devi averlo il campo per poter avere le patate, devi seminare bene. E noi qui abbiamo un gap di formazione molto elevato, ecco perché chiediamo investimenti forti sulla formazione, chiediamo investimenti forti sul passaggio scuola-lavoro. Mi piacerebbe vedere un ragazzo di 14 anni poter entrare in azienda e magari iniziare a fare percorsi di proprio studio all'interno delle aziende, e dobbiamo avvicinare le persone alla cultura d'impresa, perché l'impresa fa parte della nostra vita, perché significa lavoro.
lavoro, non perché siamo innamorati dell'impresa, io almeno lo sono, ma l'impresa è lavoro. E lavoro è sopravvivenza, è tranquillità familiare, è programmazione, è condivisione e soprattutto è pianificazione per il futuro dei nostri figli. Prima ancora dell'autonomia arrivare agli altri temi, dunque viene prorogata quella flat tax, diciamolo così, anche se so che a lei non piace, del 15% fino a 65.000 euro di volumi. Non scatta quella che si prevedeva dei 100.000, insomma fino a 100.000. Questo è bene o male? Ma questo... Il regime forfettario, molto più leggero, più semplice, eccetera, eccetera, che aveva portato all'apertura anche di molte partite IVA, o lo sdoppiamento, lo sa anche lei, no? Ma guardi, io ho sempre temuto il fatto che una flat tax a 65.000 euro senza un disegno organico, e prima la Lega ce l'aveva il disegno organico, perciò cioè adesso non è che il prosieguo di il prosieguo, alla fine cioè. porta un consulente, magari si arriva ai 67.000 euro, per 2.000 euro deve pagare le imposte e perciò si ferma, perciò lede lo sviluppo. Però, signori miei, lei sa, noi abbiamo la coperta molto corta e perciò dove la tiriamo, qualcosa dobbiamo sacrificare. Io in tutte queste proposte ancora non vedo niente per la crescita. Allora, oggi abbiamo avuto una bella notizia, che è stata cristallizzata l'IVA e pertanto i fondi per l'IVA sono stati trovati. Ora pensiamo alla crescita e nella crescita significa mettere l'impresa al centro. La zona economica speciale è un elemento di crescita fondamentale. Beh, il sottosegretario Baretta le ha detto di sì, la faremo, ha detto anche faremo noi l'autonomia, però insomma la zona economica speciale lui dice che si fa. La zona economica speciale mi auguro che si faccia, si deve fare, perché se non si fa, io lo dico, sono dolori, sono dolori perché vuol dire che non si crede a un disegno industriale di questo Paese, che riguardi il nord e il sud. Allora il tema fondamentale è per la crescita, per ritornare a individuare politiche industriali che partono da un presupposto che aumentare il PIL è fondamentale e perciò prima di parlare di deficit parliamo adesso di crescita e poi parliamo di deficit e cambia completamente la prospettiva. Il paradigma, certo, è ovvio, questo è giustissimo, però io dico è bene per noi. Però la zona economica speciale, al di là di quelle del sud che ricorda bene, cita sempre lei, si fa qui, no? A Venezia, perché dovrebbero favorire? Posso utilizzare questa definizione? No, perché questa qua e non altre o non un progetto generale? Perché essenzialmente, allora, fermo restando che la zona economica speciale nasce da una direttiva comunitaria che bypassa gli aiuti di Stato, perciò non è nessuno che se l'ha inventata, e ha identificato delle aree, ha identificato essenzialmente le aree portuali, Venezia ha il porto, e così ha identificato delle aree depresse. Marghera ha avuto una riconversione industriale importante, non vi annoio su quelle che sono le caratteristiche, e Rovigo è un'area estremamente depressa. Se lei pensa che nel 1951, nel post-alluvione, i primi emigrati erano proprio i rodigini, cioè i polesani che andavano a Milano, andavano al nord e si trasferivano dai piccoli ai grandi centri, appunto perché era un'area baricentrica ed era molto più facile muoversi. I primi emigrati, il post-alluvione, sono stati in giro per l'Italia proprio i polesani. Allora, quello è un territorio che ha dei grandi valori, è un territorio che dal punto di vista logistico è fondamentale perché è baricentrico a tutto, e concludo, è un territorio che la Comunità Europea ha indicato come un territorio meritevole di determinati contributi che riguardano gli insediamenti industriali. Allora la domanda è: perché toglierla? Perché togliere un diritto? Noi non chiediamo di aggiungere diritti, ma chiediamo di non toglierne diritti, perché tra aggiungere e ledere c'è una grande differenza e qui si tende a ledere e non ad aggiungere. È la differenza tra una somma e la sottrazione. Però diciamo una delle critiche, definiamola così, che le hanno mosso è come è tracciato questo confine della zona economica speciale, no? Non solo è tracciato il confine, sono definiti comuni, sono chiamati comuni. Quando dico il comune di Occhiobello, c'è proprio scritto nella direttiva Occhiobello. Non è che se l'ha inventato Vincenzo Marinese. Quando dico Murano, c'è scritto Murano. E noi sappiamo il problema del vetro. Cioè dalla direttiva comunitaria dell'Unione Europea. Dalla direttiva comunitaria sono previsti delle aree e attraverso una delibera del Consiglio regionale in base a quelle aree portuali e retroportuali sono identificati proprio i comuni, come le sto dicendo, Melara.
non è oggetto di replica, è proprio così, è come la matematica. Allargabile? Allargabile in Comunità Europea, perciò bisogna andare in Comunità Europea e discutere. Allora, pubblicità, tra pochissimo torniamo con il presidente di Confindustria Rovigo Venezia, Vincenzo Marinese, vi aspettiamo. E mo? Allora, torniamo in diretta, arriviamo anche al tema dazi, autonomia, insomma, perché sennò poi me li dimentico, Presidente, ma dobbiamo parlare di tutto questo. Però torno sulla ZES, zona economica speciale, sulla quale lei spinge molto come valore per questo territorio, per il rilancio, per la crescita, eccetera. Il sottosegretario Baretta, nominato, fresco nomina, insomma, ritorna al governo, in questo governo giallorosso, le dice la faremo. Si fida? Di Pierpaolo Baretta, del sottosegretario Baretta, mi fido, e come mi fido di questo governo, mi fido degli impegni che hanno preso prima che cadesse il governo, presi dal Movimento 5 Stelle e presi anche dal PD, con emendamenti che sono stati presentati da parlamentari e da senatori del PD di diverso schieramento. Vede, questa zona, che è una zona defiscalizzata, alla fine, che dal punto di vista economico darà una richiesta di finanziamento di 250 milioni di euro come contributo e darà un gettito al primo anno di 850 milioni, perciò le aziende che si insediano riceveranno come credito d'imposta 250 milioni di euro, abbiamo sommato con tutti gli investimenti a regime, perciò da qui a 3 anni, e alla fine degli investimenti 850 milioni di euro di gettito. Ma questa zona sarà un propulsore enorme per l'edilizia, perché gli investimenti chiamano interventi edilizi. E noi dobbiamo rilanciare un altro problema enorme che abbiamo in questo Paese, l'edilizia, perché l'edilizia è uno dei settori che chiama più in assoluto occupazione e PIL, cioè quando lei costruisce una casa all'interno di quell'appartamento non solo ci sono delle competenze specifiche, però ci sono gli artigiani che lavorano, c'è l'idraulico, c'è l'elettricista, c'è l'impiantista, c'è chi fa i parquet, c'è chi fa i serramenti, gli infissi, cioè l'edilizia è un catalizzatore di competenze, lo dimostra il fatto che quando l'edilizia sale, il PIL sale. Cresce. E cresce. Però siamo nel Veneto dei capannoni, no? Troppo cemento, dico, capannoni vuoti. Siamo anche il Veneto delle aree industriali dismesse, abbandonate, di aziende che se ne sono andate, di aziende che hanno delocalizzato, abbiamo una disoccupazione di aree intorno al 12-14%, non siamo messi male, però questo elemento qui innesca, certificato da un ente terzo, circa 2 miliardi e 600 milioni di investimenti, 2 miliardi e 600 milioni di euro di investimenti fatti nel territorio che avranno una ricaduta su tutti, perché le piastrelle si comprano a Treviso, non è che si comprano a Marghera o nel porto. In Porto Marghera non è che c'è qualcuno che produce piastrelle, ha una ricaduta enorme e dall'altra parte ha anche una ricaduta a livello nazionale, perché noi abbiamo una grande dote naturale che il Signore ci ha regalato, il mare, e il commercio delle merci è essenzialmente marittimo e noi dobbiamo utilizzare tutte le nostre piattaforme. Lei ed io abbiamo una cosa in comune, siamo siciliani, certo. Ma lei vuole male alla sua terra, io no. Mai. E la Sicilia diventa elemento fondamentale, però dobbiamo creare l'esempio, perché se continuiamo a dare alla nostra Sicilia dei contributi, alla fine succede che li sperperiamo, non si crea occupazione e dall'altra parte non si crea sviluppo e industria, e dobbiamo legarlo questo sud e questo nord. La responsabilità. Senti, a proposito, quindi lo leghiamo al tema dell'autonomia, perché lei lo vede poi sui nostri schermi, c'è sempre 708, credo, adesso io non lo vedo nel ritorno. Ecco, grazie ragazzi. Ma tra lei e me c'è un'affinità enorme, come faccio a non parlare della Sicilia e dare l'assi per l'autonomia? Vede, sembra fatto apposta quasi. No, però ha visto Boccia che è venuto qui l'altro giorno, abbiamo seguito in una lunga diretta, la prima visita del ministro, sceglie il Veneto, insomma, con Luca Zaia, dice quelle cose lì, alla fin fine credo che ci sarà un progetto simil unitario, anche se è chiaro che ogni regione avrà la sua caratteristica per quanto riguarda le richieste e l'autonomia. Alla fin fine è uno dei temi per disinnescare il potere della Lega, no? Il potere percentuale della Lega, quindi arriverà secondo lei da questo governo, come dice Boccia, una parte almeno inizio?
Guardi, io anche qui non ne faccio una questione di Lega o di partito, è dentro la mia testa, perché in ognuno di noi c'è un'evoluzione, ne faccio una questione di credibilità politica. Noi in Veneto, ma anche in Lombardia e così in tutte le regioni, è stato votato un referendum sull'autonomia. Sono 2 anni che ne parliamo bene o male, che si tira la palla sempre un po' più avanti, e questo la politica secondo me non se lo può più permettere, che si trovi una soluzione. Che il governatore della regione Veneto, che il governatore della regione Lombardia e così tutti gli altri si mettano attorno a un tavolo, e io qui sono d'accordo con Zaia, che ci sia una proposta concreta su cui discutere, ma questo rinvio continuo, senza avere traccia di un documento o di un contenuto, perché né lei né io sappiamo bene dove vogliono focalizzare l'attenzione o come la vogliono differenziare. A Roma, perché qui il testo c'è, non lo allora, ed è corretto che i cittadini sappiano come si voglia fare. Se poi si trova un accordo, noi dobbiamo restituire, secondo me, alla politica quell'arte nobile che si chiama credibilità, che si chiama passione, e dobbiamo portare i nostri cittadini, io stesso devo andare a votare contento perché mi fido della persona o del partito che sto votando. Sull'autonomia si rischia la credibilità di un paese. Di un paese. Certo. E poi sarà tema di campagna elettorale, qua è inutile. Ma io non anche per proposte regionali. So che non la tiro su questo. No, secondo me non c'è partita alle regionali, cioè lo dico proprio, non c'è partita da presidente di Confindustria. Da presidente di Confindustria io non dico per chi voto, perché poi il voto è segreto, ma a occhi e croce, facendo un'analisi oggettiva, se dovessi fare un pronostico non c'è partita. Conviene fare il pronostico opposto, che se poi si vince sono tanti soldi, ma è difficile. Ho capito. Quella è una scommessa e io non scommetto mai per definizione. Senta, però adesso al di là di questa ironia le volevo domandare, perché mi sembra di leggere tra le righe che in qualche maniera, non vorrei fare un confronto, ma sembra quasi si fidi di più di questo governo qua di quello che c'era prima, o non lo so. Però questo è vero che vi ha ascoltato da subito? Guardi, poi sa che incontrare e dare seguito a una richiesta non significa accoglierla e applicarla. Guardi, tra il governo giallo-verde e il governo giallo-rosso, per quanto riguarda la zona economica speciale, c'è un'unica differenza grande, che nel governo giallo-verde il ministro per il Sud era un ministro del Movimento 5 Stelle. E che abbiamo portato a fare un ragionamento grazie anche a tanti parlamentari e senatori di questo territorio, tra cui uno è ministro, che è l'onorevole D'Incà, che ci ha aiutato tanto in questo progetto, e bisogna dirlo, perché bisogna dare il merito alle persone e bisogna anche dire il demerito. Ora c'è un governo del PD che ha portato avanti sempre la ZES. L'ha portata nel 2017 per quanto riguarda il Sud, ha riconosciuto al Nord la zona logistica semplificata, io dico una presa in giro, e invece ha portato avanti, quando c'era il governo giallo-verde, una serie di emendamenti perché si è reso conto che la zona economica speciale serviva a tutto il Nord, e non è solo il Veneto, perché il Veneto, la Liguria, è la Toscana e anche il Lazio. E siccome questa differenza c'è, io mi aspetto dal mio conterraneo provenzano, ministro Provenzano, che ci sia conseguenzialità, perché come ci siamo arrabbiati con la Lezzi, ci arrabbiamo col PD, ma al PD diamo una responsabilità maggiore, perché magari un ministro del Movimento 5 Stelle, la prima volta che diventa ministro, poteva anche non conoscere un argomento così. È quello che ha detto Patuanelli, no? Quando è rivenuto a Vicenza Patuanelli ha detto insomma, fino ad adesso abbiamo sbagliato, abbiamo imparato la lezione. Il PD non ci può dire non sapevamo, perché il PD sa, l'ha scritto, l'ha fatto col governo Gentiloni, e sono contento della coerenza del sottosegretario per Paolo Baretta, perché lui l'ha seguita in prima persona e lui sa benissimo quelle che sono le sfaccettature anche dal punto di vista delle potenzialità, e pertanto io al sottosegretario per Paolo Baretta dico grazie. Chiaro. Senta, cos'è Crescere in Rete? Unire le imprese per crescere? Guardi, le racconto un episodio velocissimo, così quanto abbiamo?
Credo 2 minuti. 2 minuti, perciò in 30 secondi le racconto, in 20 secondi poi le che racconto facciamo il per progetto. l'altro minuto e mezzo? Poi mi fa la domanda, No, che so che lei è abituata alle chicche finali, quelle che lancia sul stasera niente. chicche. Le tengo per ring, così viene carino. Parlavo con dei miei colleghi imprenditori e un ragazzo giovane mi ha guardato e mi ha detto sì, però i nostri genitori avevano molte più possibilità di noi e all'epoca era molto più facile avere un'idea e portarla avanti, e adesso fare impresa è diventato difficile. E io gli ho risposto: guarda che questa è una percezione completamente sbagliata, perché noi viviamo in un momento d'oro, mai così nella vita abbiamo avuto tanti soldi, cioè qui ci sono, in questo Paese ci sono una marea di soldi e di fondi di investimento che vogliono investire nelle nostre aziende. 2, noi abbiamo oggi internet, abbiamo la logistica, ci spostiamo velocemente, cioè volendo a portata di un clic facciamo analisi del mercato e capiamo effettivamente quelle che sono le attività che possiamo fare, cosa che prima non c'era. Abbiamo un gap, oltre alla burocrazia, tutto quello che c'era anche prima. Siamo piccoli. Siamo, rispetto a un mercato ampio, siamo delle mosche e pertanto dobbiamo aggregarci. Ci si aggrega in tanti modi, ci si aggrega con i consorzi, ci si aggrega temporaneamente per fare dei lavori spot con i raggruppamenti di imprese. E abbiamo lanciato 2 progetti, le filiere, e perciò mettere in fila le filiere in modo tale che così il capo filiera, la grande azienda, riconosce in quelle aziende che fanno parte della filiera un valore e gli dà un vantaggio anche dal punto di vista del rating. Le traina, le traina. Sì. E le reti di impresa. Cosa sono le reti di impresa? È un contratto tra varie imprese che decidono, e abbiamo degli esempi eclatanti, ne cito 2, non dicendo il nome per un fatto, anzi ne cito una perché è straordinaria. Reti di impresa che si uniscono attraverso un contratto, mantengono l'indipendenza giuridica, perciò l'imprenditore continua a fare il proprio imprenditore, l'organizzazione continua a essere la propria organizzazione, però si mette a fattor comune di un unico progetto, di un unico mercato, non è più il singolo progetto, è il mercato. Questo cosa ha portato? Ha portato in Italia in 10 anni ad avere circa 6.000 reti di impresa, aziende che sono cresciute, con casi di successo impressionanti. Per quanto riguarda l'automotive, nel 2009 delle aziende stavano chiudendo perché il settore è crollato, stavano mettendo in cassa integrazione, 800 dipendenti, si sono messi in rete 16 aziende, non hanno messo in cassa integrazione nessuno, hanno iniziato a gestire i processi produttivi insieme, proprio con un contratto, perché l'imprenditore ci credeva, gli imprenditori tutti ci credevano. Oggi nel 2019 fatturano 250 milioni di euro, da 800 dipendenti hanno superato i 2.300 dipendenti, mantenendo il contratto di impresa, di rete di impresa. Allora noi dobbiamo crescere non per aggregazione non spontanea, ma dobbiamo prima fare una luna di miele, come si fa, o il fidanzamento prima della luna di miele, e il contratto di rete, ecco perché noi la portiamo avanti in maniera forte, e come Confindustria abbiamo rete di impresa nazionale, dove io tra l'altro sono anche vicepresidente, per mettere in condizione le aziende di studiarsi, di crescere e di accompagnarle, ma non va, e questo lo dico ai telespettatori, agli artigiani, ai commercianti, a chi sta guardando la televisione con la moglie, non riguarda soltanto le industrie, non riguarda solo grandi industrie, riguarda anche piccole e medie aziende, piccolissime aziende come un artigiano che ha 4-5 dipendenti, mettersi insieme e poter concorrere a delle attività, analizzare il mercato in maniera diversa, mantenendo l'autonomia. La città metropolitana di Venezia ha 599 aziende che sono già in consorzio, diciamo, in rete, 711 diventano 711 con quelle di Rovigo. Esattamente sì, noi siamo la prima provincia in termini di numero ad avere già 711 aziende che hanno costituito circa 120 contratti di rete di impresa. Allora dico, a prescindere dalle categorie, a prescindere dalle appartenenze, puntiamo alla crescita, venite da noi. Vi diamo una consulenza gratuita
puntiamo ad utilizzare gli strumenti che ci sono per poterci mettere in condizione di andare a dormire la sera un po' più stanchi perché abbiamo lavorato di più, ma un po' più ottimisti perché ci crediamo ancora meglio. Anche se sull'automotive c'è la preoccupazione per la frenata della Germania, il piano che dovrebbe investire 50 miliardi, no? E riguarda molto la nostra regione. E infatti nell'automotive uno dei temi sì, che è stato importante del contratto di rete è anche esternalizzare le attività e perciò non essere legati soltanto a un unico contratto. 30 secondi, mi hai rubato 2 minuti, hai visto? Grazie Presidente, torni a trovarci presto. Vincenzo Marinese, Presidente di Confindustria Venezia Rovigo, ci vediamo tra mezz'ora precisa, dunque con Ring, parleremo della manovra di bilancio, quello che sappiamo, insomma, lo scopriremo ancora nei prossimi minuti, con il segretario PD del Veneto Alessandro Bisato, l'onorevole Marco Marin di Forza Italia, il senatore Andrea Ostellari della Lega e Giacomo Vendrame della CGIL. Grazie, a tra poco. Arrivederci.